Bentrovati, scusate il ritardo, piccolo problema tecnico, ma torniamo a dare il buongiorno e buona domenica, diretta streaming del campionato Under 20 in campo. Le vedete già, Cagliari Beach Soccer contro Lazio, e vedete già il capitano del Cagliari Ezzi che ha un'opportunità che viene neutralizzata dal portiere della Lazio. Buongiorno da Attilio Scuderi, si comincia qui a Lignano Sabbiadoro l'ultima giornata tra il campionato Under 20 e la pool promozione. Andiamo subito a scorgere quello che sarà il programma di oggi, ricordando che nell'Under 20, nel campionato Under 20, sono già qualificate ICR Lamezia nel girone A, mentre nel girone B ha staccato il pass il Catania Beach Soccer di Sirio Silvestri. Sono già a Viareggio per le finali scudetto tutti e due. Intanto state vedendo le prime emozioni sul campo di Cagliari e Lazio. Adesso andremo a leggere le due formazioni. Tanto il Cagliari con Rovira riesce ad alleggerire verso il suo portiere Salis, mantiene il pallone, viene chiuso, poi ha provato la conclusione nel cuore dell'area. Il numero 19 Cadeddu. Ci prova adesso il portiere della Lazio, che anche il portiere della Lazio, Giacomo, il numero 12 Simone Loru. Tra poco alla prima sosta leggeremo i due roster, intanto sempre 0-0. Attenzione perché Cagliari e Lazio hanno un filo sottile in questa classifica. Il Cagliari deve vincere per mettere pressione, per staccare l'eventuale pass decisivo verso la qualificazione. In quel caso l'Energy Pisa avrebbe poco da fare, perché in questo momento il Cagliari è a 6 punti, l'Energy Pisa è a 4 dopo la sconfitta di ieri contro il Catania Beach Soccer. Ma attenzione perché la Lazio invece, vincendo, potrebbe raggiungere il Cagliari, e allora a quel punto l'Energy Pisa avrebbe la grande occasione per andarsi a qualificare per le finali di Viareggio. Seguiamo il calcio di punizione teso, la doppia respinta e pallone poi alto, occasione per la formazione laziale dopo il tiro di Saba, il tap-in di Raccaniello che si è perso sopra la traversa. E dunque abbiamo il tempo così di vedere gli schieramenti. Abbiamo detto del portiere Simone Loru con la maglia numero 2 Romano per la Lazio, numero 6 Shalabi con la maglia numero 7 di Nicola, con la maglia numero 9 Raccaniello, maglia numero 10 per Saba, con la 13 Festuccia, maglia numero 14 per Di Pizio, con la 16 Valentini, con la maglia numero 22 Marini, maglia numero 27 Nobili, con la maglia numero 5 Dominici, l'allenatore il signor Carretto. Vediamo il roster del Cagliari che intanto ha ripreso il gioco, la formazione sarda, col numero 7 Ezzi, il capitano, col 24 Chighini, con la maglia 19 Cadeddu, con la maglia numero 2 Cogotti, poi roster completato dal numero 5 Mura, numero 16 Farina, con la maglia numero 22 Rius che è il portiere, con la maglia numero 9 Rovira, con la maglia numero 3 Salis, maglia numero 20 per Salis, scusate. Torniamo in cronaca, sempre 0-0 tra le due formazioni. Ci ha provato Simone Loru ancora da fuori, Lazio, ma anche Cagliari che provano molto a venire su con i loro portieri. La Lazio fino a questo momento non ha permesso, ha permesso poco, con la pressione e il dinamismo dei giocatori lì davanti come Festuccia, come in questo momento. Si ricomincia, Rius, ancora Cagliari in avanti,
Pallone per il capitano, ormai punto di riferimento anche della prima squadra che sta affrontando la pool promozione. Ecco, Ezzi viene pressato, difende però bene la sfera, poi la gira via ed elimina il pericolo sulla pressione di Nicola. Shalabi per Loru, ancora Shalabi va ad affrontare Rovira, altro giovane interessantissimo, è già inserito nella prima squadra anche del Cagliari. Ancora Loru, ancora Shalabi, dialogano i due, guadagna metri Loru, poi trova il piattone, peccato l'inserimento di Valentini che non è riuscito a impattare verso la porta. Grandissima l'apertura di Shalabi a tagliare tutto il campo, grande intuizione di uno dei giocatori che si sono messi veramente in grande luce nella Lazio in questo campionato Under 20, giocatore che potrebbe essere anche pronto, interpretazione dal ruolo di difensore centrale, ottima come in questo momento va a intuire la traiettoria. Shalabi come campagna nel Catania Beach Soccer, sembrano due profili molto interessanti in questo ruolo, assieme sempre a Puglisi del Catania Beach Soccer. Tra le tante partite sono loro. Attenzione al super gol da casa sua, Rius, e c'è il vantaggio del Cagliari, 1-0. Si muove la partita. Vantaggio Cagliari, la firma del numero 22, il portiere Gonzales. Rius ha gonfiato la rete, ha battuto Simone Loru, non aiuta all'altezza del portierino della Lazio. La sabbia non poi produce la spinta che può dare spesso e dunque primo vantaggio è Cagliari che vuole premere sulla classifica, sulle ambizioni di qualificazione per la formazione sarda. 3 minuti l'intervento, in questo caso pulito da parte di Salis. Ancora il centro e non arriva per un soffio Francesco Nobili. Avviato Farina l'azione, si muove Farina verso il centro dell'attacco affiancando proprio Rovira, provano il 2-2. La pressione ancora della Lazio, ancora pallone verso Farina, anticipato da Shalabi, va via, zona centrale, ancora il numero 6 della Lazio che viene fermato sul più bello. Poi ancora contrasto, secondo l'arbitro il fallo è proprio di Shalabi. Rimane a terra, se non andiamo errati, Salis dalla nostra postazione. Intanto rientra Ezzi tra i pali, devono intervenire con l'acqua, la sabbia certe volte non permette, veramente invalidante perché entra negli occhi dei giocatori. Sì, è proprio Salis. Ancora le diotrie ci aiutano. È pronto a partire Salis col sinistro, la blocca bene. Attenzione adesso ancora Racaniello, si è coordinato lui. Parata di Rius, si era coordinato bene il numero 9 della Lazio. Ancora contrasti, ancora tanta vigoria, ancora il fisico di Shalabi che guadagna la rimessa laterale, si affida al suo portiere, a Loru, che alza bene la sfera, prova a restituire
il gol, poi ancora Shalabi, pallone fuori. Ricordiamo 1-0, mancano 50 secondi alla fine del primo tempo, decide Rius, il portiere del Cagliari, gran botta sotto l'incrocio. Ha provato adesso a intervenire sulla sfera il numero 24 del Cagliari, ma siamo già nella metà campo dei sardi, dove però c'è l'intervento da parte di Ezzi, ancora Raccagnello per Valentini e gol! L'ha messa dentro Di Nicola, prepotente, il numero 7 della Lazio. Ha pareggiato la Lazio. E pareggio della Lazio. Di Di Nicola 1-1 quando è appena scaduto il primo tempo. Adesso conosceremo il recupero, sono 2 i minuti indicati dal direttore di gara, dal primo arbitro il signor Romani di Modena, secondo arbitro. Attenzione, gran botta, il gol di Salis! Non c'è tempo! In pieno recupero, ancora Cagliari, Salis! Grande gol da parte del numero 3 rosso-blu, Roberto Salis. 2-1 Cagliari, torna subito in vantaggio. Raccagnello, illusoria la gioia per la Lazio, ancora Raccagnello, l'ha calciata bene, Rius ha alzato la manona e il pallone sopra la traversa. Raccagnello ha sfruttato bene il rimbalzo. E attenzione perché arriva il colpo di testa e il gol di Raccagnello. È entrato bene sul primo palo nella giocata e ha messo dentro il 2-2. E in 1 minuto e 30 è successo di tutto. Sono 3 le reti, una dietro l'altra, dall'1-0 Cagliari al 2-2. Il pareggio della Lazio, il nuovo gol del 2-1 dei cagliaritani e poi il 2-2 di Raccagnello che ha battuto Rius. Ancora Cagliari, Valentini, non c'è più tempo, si vanno a rinfrescare le due squadre, break e poi secondo tempo.
Le squadre sono già in campo per il terzo e decisivo periodo. Dopo questa partita, dopo le dirette streaming, rimanete sempre con noi perché andremo a beccare i protagonisti a bordo campo a fine partita. Sempre novità che la Lega Nazionale dei Dilettanti consegna per aumentare sempre di più la PIL del beach soccer, campionato under 20, Lazio 2, Cagliari 2, gara importante per la classifica perché potrebbe da un lato far staccare il passo al Cagliari verso Viareggio e le finali scudetto, dall'altro lato la vittoria della Lazio potrebbe creare molta aspettativa e pressione nel Pisa e in quel caso la Lazio raggiungerebbe a 6 punti il Cagliari e per lo scontro diretto, se l'Energy Pisa non dovesse vincere o vincere solo ai rigori con un punto, staccare il pass lei per la finale scudetto. Attenzione, Rovira va a saltare Loru e poi è Loru ancora che recupera bene, occasione per il Cagliari per il nuovo vantaggio, rimane in avanti la formazione sarda, calcio d'angolo. Tutto pronto, angolo corto, mette fuori Valentini, ancora Rovira, ancora Loru, distinto sul primo palo, bravo il portiere della Lazio. Non era Loru tra i pali perché, come è consuetudine spesso nel beach soccer, la Lazio stavolta ha applicato il cambio tra i pali e c'è l'intervento del numero 22 tra i pali di Giacomo Marini che adesso sta sostituendo Loru, quindi ottimo l'intervento di Marini. Valentini, frana a terra, non c'è nulla, Rovira si muove bene, elude l'intervento di Shalabi, Valentini non ci sta, zona centrale, va a ringhiare il pallone, arriva per la botta del numero 10 della Lazio, finisce in calcio d'angolo la sfera. E Lazio che rimane in avanti dopo il tentativo di Cristian Zabba. Adesso dalla bandierina Filippo Di Nicola. La batte lui, ancora verso Saba, non riesce a dare forza il numero 10 della Lazio. Rimasto invece tra i pali del Cagliari Rius che ci prova ancora, stavolta l'ha calciata con il pallone che non è sceso totalmente, l'ha calciato un po' alto, la traiettoria non si è abbassata. Attenzione a Di Nicola che invoca il fallo di mano di Ezzi, non c'è nulla secondo l'arbitro. Campionato under 20 diviso in due gironi, il girone A e il girone B. Vi ricordiamo le prime due di ogni girone si qualificano alla fase finale, quella per assegnare lo scudetto a Viareggio, assieme a quello che sarà il grande carro del beach soccer italiano che assegnerà proprio a Viareggio i primi giorni di agosto lo scudetto anche per le formazioni maggiori. Di Nicola, Shalabi, 2-2. Sono già trascorsi 4 minuti della ripresa. Ezzi riprende la sfera il Cagliari, ancora per Rius, prova adesso a pressare la Lazio per non permettere la calciata al portiere, difende bene il pallone, si procura il calcio di punizione Francesco Nobili. Chiama ancora il cono libero a Salis, l'arbitro. Pronto la calciata, totalmente sbilenca, finisce totalmente alta.
da parte del numero 27 della Lazio, Francesco Nobili, altrettanto velleitaria e velleitario la conclusione di Antonio Farina. Sette alla fine del secondo tempo, 2-2, gara che precedentemente si è sbloccata negli ultimi 5 minuti della partita. Festuccia viene richiamato dall'arbitro. E ancora Salis usufruirà del calcio di punizione. Gara molto spezzettata, ricordiamo che nel campionato Under 20 il crono continua a scorrere, non c'è stop time in queste fasi. Adesso si riprende con Salis, sinistro, Barabini, il portiere Marini, Raccagnello, rovesciata, mano aperta e parata per i fotografi di Rius. Ancora angolo per la Lazio, pallone al centro, ha provato Festuccia ma ha messo fuori Salis. Ancora Marini, sfera che però arriva tranquillamente ed è nuovo possesso per il Cagliari. Festuccia va a pressare Salis, va a pressare anche il portiere per evitare la giocata del portiere del Cagliari, Rius. L'arbitro va a richiamare ancora, stavolta Nobili. Ezzi per Rius, stavolta è scesa bene, infatti il pallone sfiora il palo sinistro della porta della Lazio. 4 minuti alla fine di questo secondo tempo, sempre 2-2. Vediamo se Festuccia riesce a coordinarsi, lo fa, schiaccia la sfera in rovesciata ma non inquadra la porta. Ancora Rius a giocare per Rovira, il controllo però risulta lungo, non riesce giocata al numero 9 del Cagliari. Ancora spazio davanti a sé per Rius, va a pressare il numero 13 della Lazio che sta facendo un gran lavoro. Festuccia soprattutto in fase di pressione ha limitato spesso le giocate di Rius. Adesso Romano per il suo portiere. Poi ancora la Lazio con Valentini. Profondità, Festuccia aveva Raccagnello accanto. Attenzione perché ha ricevuto una botta alla testa Ezzi, ma Rovira continua, non ferma il gioco, se ne va via. Fallo di Rovira su Valentini, è rimasto a terra Ezzi, scusatemi, sul tentativo di volo di Festuccia che ha incrociato in maniera involontaria la testa del capitano del Cagliari.
Rovira ha steso Valentini e sarà calcio di punizione per la Lazio. 2 minuti e poi conosceremo il recupero di questo secondo tempo, ma intanto andiamo a seguire quello che è il calcio di punizione per la Lazio. Calcio di punizione Lazio. Valentini. Distanza non impossibile. Vediamo se Valentini riuscirà a trovare la traiettoria giusta. Ci prova col destro e teso sopra la traversa. Reus che deve rispondere presente. Il tiro forte ma centrale. Non può farsi trovare impreparato il portiere del Cagliari. Ancora Valentini, si muovono i giocatori offensivi laziali, poi il recupero, ancora la profondità verso la giocata, ancora di Valentini che è dappertutto, poi la conclusione che finisce fuori di Cristian Saba. Entriamo negli ultimi 60 secondi. Deve sparacchiare di prima intenzione Rius perché aveva perso il tempo e c'era la pressione di Saba. Valentini se ne va via, poi scappa via la sfera. Rimessa laterale per il Cagliari. La mette giù Rius. La consegna a Ezzi. Ancora per Rius che deve scucchiaiare per Salis. Alla ricerca ancora del capitano. Ezzi, zona centrale stavolta. Riescono a palleggiare bene i giocatori del Cagliari. Ottima proprietà di palleggio. Tengono per 30 secondi il pallone, adesso sarà recupero da parte dell'arbitro. 3 minuti di recupero. Saba, pallone alto, aveva avuto una buona possibilità il capitano della Lazio. Via Salis, poi il pallone arriva dentro l'area ma Marini fa buona guardia. Racaniello, prova il tiro, c'è Salis in traiettoria che riparte, suggerisce verso Chighini che viene fermato però da Valentini che adesso semina un po' il panico ma si inserisce Ezzi, il capitano che mette sempre tranquillità in casa Cagliari. Ancora Ezzi si coordina, è facile però per Marini che blocca, rilancia subito la sfera verso Racaniello che prova a girarsi ma Salis non è d'accordo. Fallo laterale, rimane in attacco la Lazio. Shalabi prova a controllarla ma non riesce, la conclusione al numero 6 della Lazio, poi c'è la chiusura in fase difensiva, ancora Shalabi, missile di Shalabi, la ballata del numero 6 della Lazio, la danza della formazione romana e gol del 3-2. Una gran botta che ha sorpreso Rius e vantaggio della Lazio. Si balla in casa Lazio 3-2.
E adesso vediamo se ci sarà tempo e possibilità per il Cagliari per ritornare in partita subito per Rovira. Ci prova lui, pallone alto. Ultimi istanti di questo secondo tempo, ancora gol in extremis, stavolta di Shalabi che ha consegnato il primo vantaggio della Lazio di questa partita. Rius è uscito male, per poco Festuccia non lo sorprende e con questa azione finisce anche il secondo tempo. La Lazio è avanti 3-2 e adesso pensieri e parole alle panchine e poi ritorneranno in campo per il terzo e decisivo periodo. Ci siamo, terzo e decisivo tempo per decidere chi si porterà a casa i 3 punti tra Lazio e Cagliari. La Lazio fino a questo momento è avanti grazie al gol di Shalabi nel finale del secondo tempo, una gran botta che ha sorpreso Rius, è tornato Loru tra i pali della Lazio. Shalabi, proprio lui ancora gestione della sfera, del tempo. Non pressano i giocatori del Cagliari. Valentini sbaglia il suggerimento per Saba. Il contrasto tra i due capitani si ricomincia da Rius che rimane sempre tra i pali, stoppa male. Rovira calcia altrettanto male. Carianel, il numero 9 della Lazio, Raccagnello, Rovira
chiuso sul più bello, l'ultimo tocco il suo. Loru, avanza il portiere della Lazio che adesso guadagna metri, pressione di Rovira, allarga per Saba, c'è Salis su di lui, rimane in attacco la Lazio con la rimessa laterale, centralmente Shalabi, si è coordinato in uno spazio minimo il numero 6 della Lazio, ha trovato l'opposizione di Ezzi e poi il calcio di punizione Fallo. Calcio di che punizione. va a prendersi Raccaniello. E adesso libero per i laziali che hanno quest'altra occasione da poter sfruttare. Posizione un po' defilata ma non impossibile. Lignano Sabbiadoro, 5 giorni di grande intensità, la grande risposta di Lignano Sabbiadoro che è un po' la patria del beach soccer nazionale, beach soccer nazionale che è arrivato alla 20ª edizione, anniversario del ventennale, 17 le volte in cui il beach soccer è stato qui a Lignano Sabbiadoro. Seguiamo Raccaniello col sinistro, prova a piazzarla, Salis in 2 tempi blocca. Ancora Rius, Shalabi non inquadra stavolta la porta. Sbaglia il suggerimento il portiere del Cagliari, non si è mosso Rovira che deve sicuramente fare di più lì davanti. Il numero 9 del Cagliari può farlo e deve farlo. Sono già andati via i primi 4 minuti del terzo periodo. Shalabi ancora zona centrale per Raccaniello, non ci arriva, l'ultimo tocco però è di un giocatore del Cagliari, sarà calcio d'angolo, rimane davanti, rimane in pressione la Lazio. I movimenti senza palla, sul secondo palo Saba, l'ha presa bene, si è mosso bene, non ha inquadrato la porta, grande occasione per Saba. E ancora Lazio vicino al gol. Timido il Cagliari fino a questo momento. Izzi prova a scuotere, non trova però la sua solita giocata. Valentini, attaccato da Rovira, gioca col suo portiere che adesso ha spazio per la conclusione. Riesce il pallone ad arrivare a Raccaniello, poi ancora Saba che si gira, Rius attento, blocca. Si muove bene Saba nei movimenti senza palla, gli manca fino a questo momento solo la conclusione. Ezzi va ad appoggiarsi ancora sul suo portiere che adesso prova la conclusione. C'è Shalabi però di testa a evitare tutto, poi Rius consegna a Raccaniello che poi non riesce a dare forza alla conclusione di sinistro. La botta ancora di Rius, ancora Shalabi a sostituirsi di testa al portiere Loru. Va a lottare Shalabi contro Rovira, non ha toccato il pallone Rovira. Shalabi perfetto fino a questo momento.
timidi i tentativi del Cagliari, che sembra non avere idee fino a questo momento. C'è un pallone buttato lì alla ricerca di qualcosa, non il solito Cagliari con l'applicazione anche in palleggio del 2-2. Risentono forse un po' della fatica, però ancora c'è tanto tempo. 5 minuti alla fine della partita, sempre 3-2 per la Lazio. Minuti alla fine. Prova la conclusione totalmente sbilenca e alta da parte di Loru. Attenzione a Raccaniello, tutto solo, Raccaniello! Il 4-2 della Lazio! Lazio avanti, 4-2, questo è un momento decisivo della partita. È andato via morbido Raccaniello e ha messo dentro il gol del 4-2. Sono due i gol che deve recuperare il Cagliari. Adesso vedremo la reazione dei rossoblù con la Lazio avanti di 2 reti. Loru, la chiusura. Ancora il Cagliari prova a ripartire. Mura, adesso Ezzi, Rius, Festuccia gli va a dare fastidio. Prova la rovesciata Chighini, ma arriva morbida Loru, Romano, ancora Loru, la calcia, pallone che si abbassa, ma la traiettoria è fuori lo specchio della porta di Rius. 2 minuti, 2 gol di vantaggio. La Lazio dovesse chiudere con la vittoria, metterebbe pressione all'Energy Pisa. Festuccia si ferma, ancora Festuccia, pallone per Simone Loru che poi preferisce sparare via. Crono che ovviamente continua a scorrere, ma l'arbitro assegnerà sicuramente poi il recupero. La giocata a Farina per Mura, ancora la giocata, la rovesciata tentata da Cadeddu, ma fa buona guardia la difesa della Lazio. Pressione su Valentini che però difende il pallone, fa scorrere i secondi. Manca 1 minuto e 30, Festuccia prova a girarsi, viene contrastato, ancora Festuccia, gioco di volo, angolino, palo! E sarebbe stato forse il gol che chiudeva la partita. Intanto riparte il Cagliari, prova con Chighini che viene fermato. Cambio, rientra Salis, si accomoda in panca anche Ezzi. 40 secondi, poi sarà il recupero.
4-2 per la Lazio. Romano difende il pallone e si procura il calcio di punizione. Possiamo tranquillamente dire che il migliore in campo è Shalabi. E tra poco a fine partita sentiremo proprio il 2004 della Lazio, Amir Shalabi. Quattro minuti di recupero. Sono 4 i minuti di recupero che dividono la Lazio dalla possibile vittoria. Vediamo se il Cagliari riesce a fare il miracolo. Ci prova Rius, chiude Raccagnello, autore del 4-2, e anche in difesa il numero 9 della Lazio. Ancora Rius, pallone fuori. Raccagnello. Scorrono i secondi. Raccagnello rimane lì, nessuno lo pressa. Salis lo guarda e la partita così dà tranquillamente lo specchio di quello che sta per determinare, cioè la vittoria della Lazio, ancora con Shalabi in acrobazia a sfiorare il gol. Ancora Rius, Shalabi si sostituisce ancora all'Oru, calcio di punizione in favore del portiere del Cagliari, ma siamo ormai ai nostri titoli di coda. L'attore protagonista è Shalabi, migliore in campo. Lo spartito perfetto è quello della Lazio, che si becca i 3 punti e va a conquistare 6 punti in classifica. Raggiunge il Cagliari, supera l'Energy Pisa, ma deve aspettare cosa farà proprio Pisa nella sua partita per nutrire la speranza legata alle finali scudetto da parte della Lazio, mentre sfuma la grande occasione per il Cagliari, che aveva la possibilità con la vittoria di andare a Viareggio, andando a raggiungere il Catania Beach Soccer, già qualificato assieme a ICR Lamezia. Dettagli finali: Valentini, Raccagnello, pallone al centro e gol! Ha sfiorato il gol il numero 27 Nobili, non è riuscito a mettere il pallone dentro. L'ultimo tocco di un giocatore del Cagliari, sarà calcio d'angolo, l'ha messa fuori Salis. Ancora in recupero Shalabi per l'Oru, guarda il crono l'arbitro. Ancora Raccagnello, autore del gol che ha dato il +2 alla Lazio e la tranquillità in questi minuti finali. Ancora Raccagnello, pallone fuori. Rius, tutto da rifare, deve ricominciare dalla sua area. Possesso ancora per il Cagliari, non c'è più tempo, finisce così, la Lazio batte il Cagliari 4-2, sale a 6 punti in classifica, supera per lo scontro diretto vinto proprio il Cagliari e attende adesso la gara dell'Energy Pisa,
che determinerà l'altra qualificata verso Viareggio. Adesso break, rimanete con noi perché andiamo a intervistare il migliore in campo, Amir Chalabi. E come promesso siamo a bordo campo, fine partita con Amir Chalabi, migliore in campo, la Lazio ha vinto e adesso dovete sperare che l'Energy Pisa faccia qualche movimento brusco per questa classifica. Speriamo, perché noi ci crediamo tanto, sono 3 mesi che ci alleniamo tantissimo, mattina, pomeriggio, e non ci riposiamo mai, ci abbiamo creduto tanto. E sfortunatamente abbiamo avuto dei problemi perché ci sono stati gli esami di mezzo nel torneo e quindi ci mancavano giocatori molto bravi, poi sono arrivati e hanno fatto la differenza. Senti, raccontiamo un po' la tua storia, classe 2004, giusto? Giustissimo. Origini? E allora, mamma ucraina e papà egiziano, nato a Roma. Roma, romano quindi. Roma. Senti, ma il beach soccer come entra nella tua vita e cosa rappresenta in questo momento? Allora, io ho fatto tanti tornei da piccolo, non così, diciamo, giocavo a calcio sulla sabbia. Poi un giorno c'è un'associazione che ha fatto venire la Lazio dicendo che potevamo facendo delle selezioni per partire, viaggiare e fare questo torneo. Mi è piaciuto tanto e sono molto contento di fare queste esperienze nuove. Quindi se qualcuno dovesse chiamare Chalabi risponde, Certo. Perché diciamo che il tuo prospetto è un prospetto tutto da vedere. Speriamo bene. In bocca al lupo a Chalabi, quindi vi ricordiamo la Lazio raggiunge il Cagliari a 6 punti in classifica, adesso aspetta la gara dell'Energy Pisa per sapere se staccherà il pass finali scudetto a Viareggio.